Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo al telefono con Michele Chisotto che è uno degli organizzatori, assieme al suo gruppo che poi adesso ci spiegherà, a Bottrighe una spedalata come avete detto voi. Eravate in tantissimi, qual era lo scopo di questa giornata e come si chiama il tuo gruppo, Michele? Allora, il gruppo è Associazione Arimo Bottrighe e la spedalata aveva la finalità di raccogliere fondi per la scuola materna e viene fatta ogni anno solitamente al 1° maggio. Quest'anno non siamo riusciti a fare il 1° maggio e l'abbiamo organizzata per questa domenica qua. Abbiamo visto comunque una partecipazione abbastanza cospicua, anche se era stata fatta in un'altra data. È funzionato il pomeriggio, è continuato con un rinfresco e animazione all'interno dei corsi della scuola materna, nei quali sono stati raccolti dei fondi appunto per aiutare la scuola materna stessa. Bottrighe è famosa per queste cose, come riuscite voi in una frazione piccola come Bottrighe? Allora, Bottrighe ormai da 40 anni si è sempre distinto per la passione per l'organizzazione di vari eventi con tutti i gruppi presenti in paese. Diciamo che la finalità è per mantenere qualcosa in paese per che non muoia diciamo la tradizione delle feste e del conviviale, momenti di cultura per il paese. Sono questioni di passione e volontà. Perfetto Michele, io ti ringrazio, naturalmente stanno scorrendo le immagini di questa festa, probabilmente hai parlato tanto e hai anche perso un po' di voce, quindi vuol dire che sei stato entusiasta di questa giornata. Ti ringrazio a tutti, un saluto a tutti, ciao.